La Sgambaro nasce nel 1947, appena nel dopoguerra, fondata dal papà Dino, lo zio Enzo e il nonno Tullio. Produce pasta secca, e fin da quegli anni si è lavorato in modo cercando la qualità. Mi ricordo già il nonno aveva brevettato qualche modo di essiccarla meglio, il papà poi lo zio hanno proseguito, si sono spostati negli anni 60 qui a Castello di Godego e da artigiani sono diventati imprenditori. Tant'è che già all'epoca era uno dei più grossi pastifici in Veneto. Si è evoluto poi negli anni 70 con la costruzione qui adiacente a Castello di Godego di un mulino, un primo mulino nel Veneto, il primo mulino a grano duro, e già all'epoca macinava quasi 200 tonnellate al giorno. Quindi la fiera è controllata, garantiamo la non presenza di pesticidi, è un prodotto che potremmo paragonare tranquillamente agli standard di un baby food, e tutto ciò ci permette di dire che è una delle migliori paste oggi prodotte in Italia. E sicuramente i processi riprendono quello che è la tradizione, perché è volontà nostra riproporre il profumo del grano anche sul piatto, e quindi bassa essiccazione, lento impasto e trafilazione al bronzo. E per non finire qui, la qualità è anche tante altre cose. Il buon rapporto appunto con i nostri fornitori, quindi le premialità, un buon rapporto con i nostri dipendenti, e credo che abbiamo uno dei più bassi indici di turnover qui nella marca trevigiana, il che significa che i nostri collaboratori sono contenti di lavorare insieme a noi e rimangono per molto tempo. E quello che poi ci manca e stiamo portando avanti è arrivare alla positività del nostro impatto ambientale. Stiamo progettando di puntare al climate positive, cioè lasciare il nostro territorio migliore di come quando l'abbiamo trovato, e questo si esplica nel mondo per esempio delle piantumazioni. Quindi abbiamo parecchie situazioni in cui piantumiamo nuovi alberi che catturano la CO2. Stiamo lavorando con una bellissima valle da pesca biologica in laguna, qui laguna di Venezia, la quale mantenendo i propri flussi riesce a stoccare moltissima CO2 per ogni ettaro impiegato. E poi l'ambiente social, quindi parlo proprio di sociale, nel destinare un po' dei nostri utili anche a azioni benefiche. La nuova frontiera è anche paste prodotte non solo con grano duro, ma anche con altri materiali tipo i legumi, e arriveremo ad avere a breve, non posso oggi rivelarlo, ma una buonissima pasta con un tenore proteico vicino al 30%, e intercetta tutta quella nuova filosofia di mangio meno carne, la filosofia di avere un apporto proteico superiore a quello che si pensavano anni fa, e cerchiamo proprio di colmare questo vuoto anche con la pasta, quindi dare quasi un pasto completo anche ai vegani, anche a chi non mangia carne, e quindi creare un prodotto che sia con un valore non troppo alto, con un costo giusto, ma che dia un grande apporto nutrizionale. Questa è un'azienda che vende l'80% della sua produzione in Italia, è un pastificio molto italiano. Tutta la nostra pasta prodotta, venduta anche per l'estero, quindi quel 20% è come se fosse pasta per italiani, è la stessa che trovano gli stranieri, è la stessa pasta che trovano nei nostri negozi. E il futuro ci dà sicuramente indicazioni per guardare all'estero. Calcolate che le aziende normalmente italiane vendono il 50% del loro fatturato fuori Italia, e per cui abbiamo un buon e gran spazio di crescita proprio all'estero.
I paesi principali dove vendiamo sono Europa e principalmente Germania. Una grande soddisfazione ce l'abbiamo in Moldavia, in Israele, vendiamo a una grossissima catena di prodotti biologici, vendiamo qualcosa in Giappone, vendiamo qualcosa in Corea, stiamo tentando di aprirci dei canali nei mercati nel Nord America e altri paesi un po' a macchia di leopardo.